Sindaco, oggi inizia la settimana della Pasqua a Grotte con tantissime iniziative. La Domenica delle Palme stiamo vedendo una rappresentazione storica. Sì, sì, Pasqua è la nostra festa per eccellenza, un importantissimo momento identitario che rappresenta quella che è la cultura e le tradizioni del nostro paese. In realtà sono non 7 ma 10 giorni di rievocazione storica, di festa, un momento importantissimo per il nostro paese che vede la presenza non solo dei cittadini ma di tanti emigrati che tornano da fuori e di tantissime altre persone che non solo dalla provincia di Agrigento ma all'intera Sicilia vengono a visitare il nostro paese. Infatti sono migliaia le presenze che alla fine registreremo in questa settimana. Dicevamo tanti momenti di rievocazione storica che sono partite in realtà da venerdì, proseguono oggi per poi arrivare a domenica con il tradizionale incontro e poi la sera con il tradizionale spettacolo musicale che allieta come ogni anno la nostra festa. Naturalmente mi sento di fare i migliori auguri a tutti i miei concittadini. La festa di Pasqua è la festa più importante, la nostra festa, la nostra tradizione e quindi anche quest'anno spero che sia un momento intenso come sempre, anche sotto l'aspetto naturalmente religioso, ma che sia un momento di serenità per tutti i nostri concittadini. È un grande momento di festa. Voi ci tenete tanto a mantenere questa tradizione a Grotte? Assolutamente, ormai sono tantissimi gli anni che viene riproposta questa nostra festa, è la nostra festa, la festa per ogni paese ha un momento identitario e questo è il nostro. Ecco, stiamo vedendo delle figure antiche, brevemente ci faccia una ricostruzione. Assolutamente, Grotto innanzitutto la Pasqua va avanti anche grazie all'Associazione dei Giudei, un'associazione che vive da tantissimi anni, che grazie al supporto naturalmente dell'amministrazione comunale, ci sono tantissimi personaggi, dai centurioni romani a tutti i personaggi che naturalmente sono presenti nella storia, nel caso specifico della passione di Cristo. Oggi partiamo con l'ingresso di Gesù sull'asinello, poi proseguiremo nel corso della settimana anche con le 2 processioni, il giovedì e il venerdì, ci sarà l'ultima cena, la revocazione del pentimento di Giuda, diverse anche le revocazioni che riguardano naturalmente la Madonna, in particolare la Madonna addolorata, per poi arrivare la domenica con l'incontro, con il tradizionale incontro di Gesù con la Madonna. E grazie a questi ragazzi che tra l'altro bisogna sottolineare che si sono nel corso degli anni naturalmente cambiano, i personaggi rimangono sempre gli stessi ma cambiano gli interpreti, e devo dire che una cosa importante è la Pasqua dei piccoli, perché noi già educhiamo e indirizziamo i nostri bambini già a realizzare le prime recite, non le chiamiamo così, fin da bambini, questo per portare avanti le tradizioni, per portare avanti quella che è la cultura del nostro paese. In realtà è la ricostruzione storica di una Pasqua che esiste da un centinaio di anni. È un insieme di persone che tutto fanno nella vita fuorché teatro, che si riuniscono durante il corso di questa settimana attingendo a un testo quale l'Orioles, che è della seconda metà del Settecento, e si ricostruisce tappa dopo tappa per tutta la settimana santa le vicende legate alla passione, morte e risurrezione di Cristo. Credo che sia una Pasqua molto antica, molto particolare, perché è una Pasqua molto fonemica, molto legata ai suoni. E quindi per me è stato un gran piacere, un onore, visto che a Grotte ci sono cresciuto oltre che nato. Ed è un piacere quest'anno aver potuto dare una mano a mettere tutto in scena. Ecco, ora cosa vedranno le persone ora? Oggi c'è la ricostruzione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi vedrete arrivare Cristo sul dorso di un asinello con i suoi apostoli, che verrà immediatamente fermato da Caifa e dai soldati del Tempio. Inizia la settimana di passione. Ecco, tutta la settimana ci saranno tante iniziative a Grotte, no? Sì, praticamente ogni giorno c'è qualcosa, anche perché l'associazione gruppo che gestisce questa festa ha avuto l'intelligenza di dotarsi di un vivaio, di una scuola che trasmette ai più giovani la maniera che è tipicamente grottese di recitare questi testi, che ripeto sono testi del Settecento, quindi non sono proprio facilissimi, però a Grotte si è creato questo riciclo per cui lunedì, martedì, mercoledì i ragazzi dalle scuole elementari alle medie ripetono il testo, poi da giovedì
tornano in scena gli adulti. Quindi un motivo in più per venire a Grotte. Ma direi proprio di sì. Domenica delle Palme a Grotte è importante, si festeggia una tradizione che continua, anche lei dà il suo contributo con la Santa Messa che si terrà più tardi. Sì, siamo più che contenti e noi continueremo come tutti i paesi di continuare le tradizioni, di riprenderle nella gioia del Signore. Ritrovarci in piazza è la migliore chiesa che ci può essere, una chiesa all'aperto, una chiesa senza confini, una chiesa che si spalanca allo Spirito Santo e quindi noi siamo qui e io cerco di fare quello che è mio possibile, di dare l'abbraccio, la stretta di mano, comunicando la gioia della vita, la gioia dello Spirito Santo. Anche a chi si sta seguendo la trasmissione auguro la benedizione e dovunque vi troviate sappiate che c'è speranza per tutti. Negli ospedali, casa di cura, carcerati, gente che è abbandonata, bambini dimenticati, c'è una speranza, c'è una parola di forza e di fiducia che viene da questo Cristo crocifisso. Auguri e buona festa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E auguri anche a voi che trasmettete.